Siamo con l'assessore Almirante, abbiamo parlato di questa nuova legge regionale che parlerà dei finanziamenti per la casa, una cosa importante anche per far rimanere i giovani o comunque la gente in regione. Esatto, la legge regionale dà degli incentivi per poter ristrutturare i fabbricati e anche efficientarli da un punto di vista energetico al fine di poter mettere in funzione, in uso, un patrimonio edilizio residenziale che è in media del 25% inutilizzato sul nostro territorio regionale. Questo darebbe la possibilità ai nostri giovani con dei canoni convenzionati, locazioni a canone convenzionato o anche lavoratori, perché i posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia ci sono e c'è diciamo un bel arrivo da parte di altre regioni d'Italia, per esempio di lavoratori che però non trovano un alloggio in affitto. Ecco, questo bando serve sia a recuperare il patrimonio edilizio esistente, dando ovviamente un contributo consistente che è fino al 50% della spesa complessiva sostenuta, ma anche dare la possibilità di avere un territorio che possa ospitare nuove persone, oltre a ovviamente dando una grande priorità ai nostri giovani. Sarebbe anche un toccasana per molte città che hanno un sacco di case insomma abbandonate lì che praticamente sono fatiscenti, però molti proprietari non riescono ancora o non hanno disponibilità per insomma, mettere a posto, quindi forse rivitalizzerebbe un po' la città. Esatto, l'obiettivo è proprio anche quello della rigenerazione urbana di città e paesi nel nostro territorio che con l'espansione edilizia nei vari periodi storici, insomma dagli anni 60 fino a tutti gli anni 2000, adesso invece c'è un'attenzione al recupero del patrimonio edilizio che già esiste e questo consente di tornare a far vivere le persone all'interno dei centri urbani, di poter usufruire dei negozi di vicinato, di poter usufruire degli spazi pubblici, di poter avere la scuola diciamo vicino a casa piuttosto che dover utilizzare sempre l'automobile per spostarsi per poter fruire dei servizi urbani.